Allora, sempre con il nostro presidente Bettiol, che oltre a essere presidente dei caseifici artigianali del Veneto ha anche il ruolo di essere titolare di un caseificio, per cui sta parlando con estrema cognizione di causa. Da quanto tempo fa il suo lavoro? Come dicevo prima, da piccolo, perché io ricordo quando venivo a casa dalla scuola alle elementari mi divertivo andare in caseificio ad aiutare mio papà. Quindi di famiglia. Per cui, sì, dal 34 l'azienda, siamo già la terza generazione. Per cui io da piccolo giocavo, adesso non gioco più, devo farlo seriamente come professione. Però diciamo le mani nel formaggio ho vissuto all'interno del caseificio da sempre praticamente. Ho visto tutta l'evoluzione che c'è stata negli anni 60 ad oggi. Ecco, e questo ci collega poi anche all'aspetto dell'igiene, di quella pulizia di cui volevamo anche parlare. Che evoluzione c'è stata nelle produzioni dei caseifici nel nostro territorio? Diciamo che molte cose sono cambiate, diciamo che i caseifici ora sono migliorati tantissimo sotto l'aspetto organizzativo dei macchinari e anche igienico-sanitario. Perché un tempo si utilizzava condutture di ferro, io ricordo avevamo nel caseificio quando ero piccolo, si riscaldava il latte con la legna, c'era un braciere che passava sotto le cagliere, veniva alimentato con la legna, per cui c'era il trasporto della legna dentro il caseificio, c'era tutto un via vai che ora non esiste più, ora si usa il vapore, gli impianti sono tutti in acciaio, i muri e anche i pavimenti piastrellati. Diciamo che sotto l'aspetto igienico-sanitario abbiamo fatto un salto grandissimo di qualità. Una volta comunque si stava attenti alle pulizie eccetera, però gli strumenti e l'ambiente non era pari a quelli di oggi. Ecco, su questo aspetto abbiamo sicuramente fatto un grande salto di qualità. E cosa vuol dire, vabbè, sappiamo che poi tra l'altro in Veneto ci sono anche delle eccellenze, ci sono tantissime DOP, che è una cosa spaventosa, e quante DOP abbiamo nella nostra regione per quel che riguarda i formaggi, e quindi disciplinari, rigidi dal punto di vista anche dell'igienico-sanitari. Se ricordo bene sono 7 le DOP nel Veneto, credo siamo la prima regione d'Italia per le DOP. L'ultima DOP che abbiamo ottenuto era la Casatella Trevigiana, che abbiamo proprio quest'anno, il 1° di giugno, festeggiato il quarto anno di riconoscimento. Il quarto anno di riconoscimento, e ogni anno nella data in cui il governo italiano ha riconosciuto la DOP come Casatella ma anche la comunità europea, noi come consorzio si festeggia questa data. Poi c'è il Montasio, il Taleggio, l'Asiago, il Grana, adesso non mi viene il Provolone Valpadana. Il Provolone Valpadana. Siamo la prima regione d'Italia. Ecco, qui, per quanto riguarda, tornando al discorso delle polveri, i formaggi DOP hanno un disciplinare molto restrittivo, per cui qui al di là latte, caglio, sale, fermenti lattici non deve essere utilizzato niente, è un formaggio garantito al 100% con latti selezionati, per cui un buon formaggio può essere fatto tale se c'è un buon latte, perché nella lavorazione non è che è un latte che non è buono e poi il formaggio buono. Ecco, quella cosa che esatto. Ma lei produce DOP? No, attualmente no. Io produco per scelta, anche sono uscito da un consorzio perché abbiamo come caseificio, siamo un caseificio molto dinamico e abbiamo preso un'altra strada. Voi state creando le produzioni di nicchia artigianali, sì. Vediamo queste cacciottine. Ecco, io produco la Casatella, però non la vendo sotto la DOP per scelta. Bravo, siccome abbiamo conosciuto diversi caseifici e dopo alla fine il consumatore non ci capisce più niente, che hanno tutti i santi crismi, criteri, controlli, verifiche, certificazioni possibili e immaginabili, fanno produzioni di nicchia magari come le sue, certo, con formaggi erbolinati molto particolari, certo, insomma un po' delle chicche, che ci avviciniamo alla Francia, no? Che è la regina di questi formaggi particolari, però non fanno le DOP. Perché? Qual è la problematica o la questione delle DOP? E poi, visto che tante volte si trova anche nella grande distribuzione scritto DOP e ce ne sono in quantità mostruose, però lei stesso mi dice, e ci hanno detto, chi produce la DOP deve essere un latte che proviene quindi con certe caratteristiche, altrimenti DOP certo, non può essere. Allora, la caratteristica è che deve essere locale il latte della zona,
per cui non deve essere un latte che viene dall'estero o da regioni diverse dove viene prodotto il formaggio. E lì deve essere proprio, se no... Su questo non deve succedere altrimenti. La scelta delle DOP è una scelta giusta, secondo me, per garantire dei prodotti, visto che dall'estero cercano di imitarci tutti i prodotti, per cui dare un DOP a un formaggio significa garantire la concorrenza che viene spietata, che viene dall'estero, che magari vogliono vendere sotto il nome o facendo credere che sia un prodotto locale, invece non è. Questo succede spesse volte. Io ricordo quando abbiamo fatto il consorzio del Montasio, il problema era proprio questo, difendere le nostre produzioni dai formaggi che venivano dall'estero. Chiaramente già a quel tempo all'estero si usavano le farine a grassi vegetali, per cui arrivavano a costi ridotti rispetto ai nostri, però anche di qualità molto bassa. Però al supermercato o nei banchi vendita spesse volte il venditore non correttamente vendeva un prodotto estero per italiano. Adesso non vorrei, per esempio il latteria è un formaggio generico, però è tipico di queste zone, ma spesse volte tu trovi uno che chiama latteria un formaggio che non è italiano e chiaramente il sapore è diverso e anche credo forse gli ingredienti diversi, visto che all'estero si possono utilizzare anche cose diverse dal latte. Per cui, lei sottolinea sempre all'estero. Per cui dico, le DOP è una cosa giusta, garantisce il consumatore, garantisce anche una produzione che sia di alta qualità e garantisce anche che sia utilizzato un latte locale, perché importante è che anche le stalle, perché poi non è che ci sia solo il caseificio che è coinvolto quando non c'è vendita dei prodotti, ma dietro ci sono le stalle e tutto l'indotto che ci va dietro. Infatti negli ultimi anni ho visto che c'è stata una chiusura sproporzionata di stalle della zona. Molti contadini hanno chiuso perché non era più remunerativo produrre il latte. Quindi questo è un problema molto... Cioè, ecco, secondo lei, riallacciandosi anche al discorso, anche se lei magari non la riguarda, delle quote latte, se da un lato le quote latte hanno dato una maggiore apertura, no, nella produzione di latte, dall'altro però vediamo questo, e poi ho i dati vostri dell'aumento delle esportazioni del 9,3%. Che quindi è un buon segnale per l'Italia. Noi stiamo perché chiudono bene queste stalle? Perché c'è questa difficoltà? Allora il problema è che ora si trova un latte straniero, le grosse industrie, perché i piccoli artigiani chiaramente non hanno la possibilità di acquistare latte all'estero, né hanno voglia di farlo, perché per le produzioni che si fa come caseifici artigiani, il latte che troviamo in zona è sufficiente. Quindi per il suo caseificio, come quello di altri suoi colleghi eccetera, è sufficiente il latte che viene conferito dalle stalle venete? Non sempre, io vedo però che tra di noi c'è molta collaborazione, per cui quando uno ha bisogno del latte lo chiede all'amico, io chiamo amico un collega, non c'è... Quindi fate rete in qualche modo. Facciamo rete, per cui spesse volte io anche d'estate ho bisogno di maggiore latte e lo chiedo a dei caseifici della zona che mi danno latte locale per produrre la produzione che noi si lavora più d'estate, per cui chiedo il latte per produrre. Per cui c'è questo scambio, questa collaborazione tra di noi e che funziona benissimo, per cui la cosa va. Però tornando al discorso dei coltivatori diretti, quelli che producono il latte, per dire una cifra, veniva pagato non meno di un anno fa 45 centesimi, adesso ora meno. Si passa di 35, 10 centesimi sono importanti per poter mantenere le stalle. Chi è che detta i prezzi? Beh, i prezzi li fa il mercato. Io se posso dire questa cosa, l'anno scorso abbiamo fatto una riunione produttori latte con trasformatori caseifici proprio per parlare di questo argomento, perché è un argomento molto importante, perché poi la vendita dei prodotti si confronta con il mercato. I prodotti che ma il mercato sarebbe che cosa? I grandi produttori alla fine? Diciamo maggior parte è la grande distribuzione che fa il prezzo.
che strozza i caseifici, diciamo così, non è un termine, strozza i caseifici. Per cui... Perché vi strozza? Perché adesso, al di là di tutto, facendola anche l'opportuna informazione, perché ovvio le persone devono essere a conoscenza, io sento che proprio c'è a volte il desiderio di sapere qual è il caseificio, dove si trova, che sia ben qualificato. Le persone cercano un po' l'artigianalità, la genuinità del prodotto e così via. E quindi invece nella grande distribuzione ci vai per comodo, ma ormai sai, più o meno si sa che purtroppo si trova quel prodotto standard, ne parlavamo più volte, dall'ortofrutta ma perché quindi voi vi sentite strozzati dalla GDO? Beh, noi come scelta non serviamo la grande distribuzione. Quindi quel che producete lo vendete nel vostro ambito? Però so che colleghi che servono la grande distribuzione spesso sono tirati sui prezzi, hanno difficoltà quando c'è un aumento del latte, spesse volte non viene riconosciuto o viene riconosciuto anche con qualche mese di ritardo. Per dire una cosa, certi prodotti tipo la casatella, spesse volte le grosse aziende, la grande distribuzione fa un'asta in via telematica, per cui i caseifici concorrono l'asta in via telematica. È una cosa pazzesca, per cui veramente l'asta per conferire è una corsa al massacro questa. Poi alla fine il prezzo basso impone al produttore abbassare il latte, il contadino per cui si vede a volte costretto a chiudere perché non ha margini di sostentamento. Ma lei poi come presidente di categoria non riuscite, è possibile non riuscire a far sistema? Cioè io dico, per carità, gli allevatori sono disorganizzati di loro, cioè almeno in alcune parti d'Italia. Ho parlato con alcuni allevatori di bovini da latte del sud Italia, della Puglia in particolare, dove mi dicevano che proprio è difficile far sistema, soprattutto in certe zone. Pare assurdo, ma c'è molto individualismo, che però è una connotazione tipica italiana, insomma, ce ne sono pochi. Anche lì è possibile che nel Veneto non si riesca in qualche modo, per tutelare la categoria, ma quindi, tornando a un discorso che lei stesso ha fatto, tutelare la nostra produzione, perché questa è una ricchezza straordinaria che ci vogliono estirpare, che l'Europa ci invidia soprattutto. Ci invidia e ci vuole portare via, perché in Francia non è così. Allora, io per tornare all'argomento del latte sul prezzo, a una riunione con l'APROLAF, che è l'ente per la regione che segue la produzione del latte dei contadini, a una riunione trasformatori e produttori si è parlato soprattutto del prezzo del latte. In quel contesto io ho detto che bisogna pagarlo il latte. È importante perché se il contadino chiude, poi come facciamo le produzioni locali se non c'è il latte nostro? Andiamo all'estero a chiedere del latte che non ha la qualità del nostro? Le nostre stalle devono chiudere. Quale danno creiamo all'economia locale? Per cui, parlando prima dell'asta alla grande distribuzione, il fatto che strozza i caseifici, questo si riversa poi nelle stalle. Per cui c'è tutta un'economia che viene penalizzata e tutto un settore e è quello che poi crea la disoccupazione, meno lavoro, impoverimento. Ma impoverimento in senso per cui si riversa il tutto. Io dico, il consumatore dovrebbe essere attento nell'acquisto, acquistare soprattutto prodotti italiani, anzi solo prodotti italiani perché hanno la massima garanzia di qualità. Secondo, sono migliori nella bontà, nel sapore, sono assolutamente superiori agli altri e poi sostengono la nostra economia, perché dietro dei prodotti c'è tutta un'economia che vive e che opera, per cui aziende, dipendenti e tutto un settore che ci lavora, perché l'indotto non è una cosa da poco, è un indotto molto fornito. Trasportatori, analisi, c'è tutto un sistema che lavora su questa economia. Siamo in pubblicità con quella domanda, bisogna forse ritornare a riscoprire quello che adesso qui da noi non c'è più, il casolino. Ecco, questo è un altro punto, per esempio, quel casolino c'era un rapporto diretto. Non c'è più, non si trovano più. Ce ne sono pochi, però qualcuno è rimasto, come le mosche bianche, diciamo così, però con quelli c'è un rapporto diverso, dove c'è il rapporto diretto, dove questo qui ti chiede il prodotto, garantisce, perché non è che garantisce il prodotto perché viene messo fuori, lo garantisce di persona. Ecco, ma infatti adesso le faccio un'altra domanda, andiamo prima in pubblicità rapidissimi e poi torniamo con voi tra poco.